I carabinieri della stazione di Polcenigo e dall'aliquota operativa della compagnia di Sacile, nell'ambito dell'operazione Nettuno, hanno eseguito 3 misure cautelari in carcere emesse dal GIP di Pordenone nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di svariati furti aggravati in ditte della provincia di Udine e Pordenone. L'indagine è stata avviata a seguito del furto messo a segno nella notte tra il 10 e 11 aprile scorsi in una ditta di Polcenigo, dove sono stati asportati circa 5.000 contatori d'acqua in ottone del peso di 5.000 kg del valore complessivo di 50.000 euro. A distanza di alcuni mesi sono stati identificati gli autori. Si tratta di un albanese, 54 anni, di un suo connazionale di 44 e di un romeno di 48 anni, tutti residenti o dimoranti nella provincia di Treviso. Secondo l'accusa, la banda nel mese di maggio ha messo a segno numerosi altri furti a San Giorgio di Nogaro e Castions di Strada. In circa 2 mesi di indagine sono stati ricostruiti 6 furti, con refurtiva per circa 200.000 euro e ingenti danni alle strutture.